Buongiorno cari amici di Io Compro Siciliano Chef, benvenuti all'ultima puntata di gennaio. Finalmente domani cambieremo colore, domani o lunedì, quando sarà, potremo ricominciare un pizzichino ad essere un po' più liberi, ma mi raccomando, stiamo sempre attenti perché ancora l'emergenza non è passata e dobbiamo cercare di avere un migliore futuro per noi, per i nostri bambini, soprattutto le nostre persone anziane che stanno vivendo un momento di solitudine e quindi dobbiamo stare sempre un po' attenti. Oggi, come vedete, vi sto ricevendo in un posto un po' particolare, diciamo la parte della mia azienda agricola dove io mi diverto a cucinare un po' all'antica con i fuochi alimentati a legna, con il forno alimentato a legna, quindi molti di voi se mi avete seguito durante la quarantena hanno visto che insomma in questo forno io ho fatto tante pizze, tante pietanze, mi sono un po' divertita e sbizzarrita a cucinare come si faceva una volta. Oggi farò una ricetta molto semplice, molto utile, soprattutto per i nostri amici che devono consumare cibi senza glutine, per i nostri amici che hanno delle esigenze particolari, ma anche che vogliono un attimino cambiare un po' gusto, perché quello che oggi vi propongo sarà fare un pesto ma con le nostre noci. Io qui nella mia azienda Smalen Food di Palazzolo, logicamente ho tanti alberi di noci, quindi sto imparando pian piano a fare delle ricette semplici, smart, veloci per tutti quanti, soprattutto per quelli che hanno poco tempo per stare in cucina, per quelli che hanno delle esigenze particolari. Quindi la ricetta che vi sto proponendo oggi può essere adattabile un po' a tutte le esigenze. Quindi la noce è un frutto secco senza glutine, quindi va bene per tutti, va bene anche questa ricetta se volete adattarla a farla senza lattosio. Vedrete che gli ingredienti sono semplicissimi, tutti ce li abbiamo a casa e poi con la vostra fantasia cercate di fare i piatti buoni e che possono essere gustosi un po' per tutti quanti. Oggi però non sarò da sola, come scrivevo nel post sarò insieme ad una viaggiatrice, è una mia amica ormai da un paio d'anni, l'ho incontrata ad una riunione Airbnb Experience a Roma, lei è venezuelana e ha una storia bellissima. Vi presento la mia ospite che è CEO di Roma Gastronomica ed è Rosina La Terza. Vediamo se è in collegamento. Ciao Rosina! Ciao a tutti, Ale, Benvenuta. piacere. Benvenuta a Io Compro Siciliano Chef, benvenuta a Palazzo Lacreide in Sicilia. Come stai? Molto bene e contentissima che sono con te in questo programma Finalmente siamo di nuovo insieme. ma che so hai fatto un lavoro bellissimo, soprattutto con questo pensiero di comprare locale, le cose del territorio. È vero, è vero. Senti Rosina, io dicevo ai nostri amici di Io Compro Siciliano Chef che noi ci siamo conosciuti un paio di anni fa, credo, lì a Roma, dove tu adesso vivi, ma tu sei originaria del Venezuela e io ti ho voluta ospitare perché proprio grazie a te qualche tempo fa io ho inaugurato con dei siciliani che vivono in Venezuela e anche negli Stati Uniti la mia scuola di cucina qui a Palazzo Lacreide. Quindi diciamo io e tu abbiamo un legame particolare, anche se forse tu non ti sei resa conto di quanto io ti voglia bene, perché diciamo grazie a te ho potuto inaugurare la mia scuola di cucina qui a Palazzolo. Guarda, mi ricordo bene e anzi, so i primi persone che ho fatto arrivare da te
siciliani che abitano negli Stati Uniti e sono Sì. stati contentissimi, contentissimi, è stata un'esperienza che hanno condiviso in famiglia, tornare alle loro radici, perché sono quelli italiani come me, io come hai detto sono venezuelana, sono italo-venezuelana, papà calabrese, mamma venezuelana, allora capivo bene cosa voleva dire, insomma, cosa vuol dire per qualcuno che ha origini italiane tornare in Italia e iniziare quel percorso verso le radici a tavola. E tu sei stata una straordinaria padrona di scuola, di casa, di tavola. Rosina, sai, quel giorno io ero particolarmente emozionata. Quando questi nostri amici in comune sono arrivati, erano una famiglia con papà, mamma, la figlia, la La nonna nonna? e un nipotino. E un Sì. nipotino. E allora, quando mi hanno detto no, cuciniamo soltanto io e mia figlia, io ho detto come la nonna e il nipotino, che facciamo? Li lasciamo fuori? E quindi dicono sì, ma loro non hanno prenotato la lezione di cucina. E ho detto, beh, in famiglia, si sta in famiglia, che fa? Lasciamo fuori la nonna, lasciamo fuori il bambino. Quindi ho chiamato all'ordine anche i miei figli e così il piccoletto di casa ha fatto un giro per Palazzo Lagrede insieme a mio figlio Federico e noi come le femmine siciliane ci siamo messi attorno a un tavolo, abbiamo fatto le arancine, ci siamo divertiti, abbiamo bevuto un bicchiere di vino e poi non ci siamo fatti pure mancare il momento di shopping, perché poi con le due signore, parlando e chiacchierando, mi dicevano che la settimana dopo il nostro incontro avrebbero avuto un matrimonio in famiglia negli Stati Uniti e che ancora dovevano fare compre. E quindi, ma tu hai idea di dove possiamo comprare un abito sartoriale fatto bene? C'è la mia amica Rita Curcio, andiamo alla sua sartoria. Dopo la cucina con un'arancina in mano, un bicchiere di vino, un caffè, un cannolo, abbiamo finito e siamo andati a fare shopping, abbiamo passato del tempo meraviglioso e quindi io non ti ringrazierò mai abbastanza per questo ponte che hai creato con questa splendida famiglia di origini siciliane. Ma soprattutto Ale, io so che loro non ti dimenticheranno mai perché hai fatto una giornata di famiglia a persone che si trovavano lì per un giorno, per mezza giornata, insomma, a casa tua li hai accolti come parenti. E loro questo la gente lo ricorda, sono le esperienze che fanno il viaggio, che fanno il ricordo, che fanno anche, creano quella voglia di ritornare. Siamo sicuri che ritorneranno. Sicuramente, Rosina, io amo dare queste esperienze di vita ai miei ospiti, amo fargli vedere la Sicilia con i miei occhi, amo fargli vedere quanto possiamo essere ospitali e quanto venire in Sicilia può essere un'esperienza. Oggi io nel post ho scritto che parlavo della mia Sicilia con una viaggiatrice, perché dire secondo me che tu sei CEO di Roma Gastronomica, della tua società con cui organizzi anche tu tour enogastronomici, ma non solo, tour esperienziali per i viaggiatori che arrivano dall'estero, dal Venezuela, dagli Stati Uniti, un po' da tutto il mondo, creare queste esperienze proprio cucite su di loro non è semplice perché bisogna proprio immedesimarsi nel viaggiatore e bisogna essere bravi per farlo. Quindi io oggi ti ho invitato appunto perché ritengo che sei una persona che può darci moltissimo delle tue esperienze e condividerle con noi di O Compro Siciliano. Senti, però io ho diciamo un dovere, devo cominciare a preparare la mia ricetta. Quindi io oggi ho preparato qui degli ingredienti semplicissimi perché appunto la ricetta la voglio condividere un po' con tutti, perché logicamente poi facendo il mio lavoro devo cucinare per tutti e quindi mi sono passata il tempo in questi giorni a sgusciare delle noci di palazzolo che hanno una caratteristica molto particolare, hanno il guscio durissimo, quindi diciamo non è semplice sgusciarle, però poi dentro sono dolcissime. E quindi ho sgusciato le noci, ho preparato nella ricetta che chiedo a Paolo di mandare online,
ho scritto del grano, del parmigiano, però io sto utilizzando del caciocavallo stagionato. Logicamente noi ci troviamo qui a Palazzolo, siamo tra Siracusa e Ragusa, quindi il formaggio di eccellenza è il caciocavallo DOP e io lo utilizzo spessissimo nelle mie ricette. E poi c'ho l'olio che produco io qui in azienda, l'olio di casa, e del sale marino. Questa è una ricetta che va bene per tutti, già lo dicevo prima nell'introduzione, ed è una ricetta con cui si può fare un piatto di pasta, con cui si può arricchire un secondo di carne, magari facendola come salsa. È una ricetta un po' adatta per tutti. A te piacciono le noci? Mi piace tutto e soprattutto se è siciliano mi piace. Io alla Sicilia ci tengo tanto perché è una terra piena di storia, con un patrimonio unico al mondo, con delle bellezze naturali straordinarie, ma soprattutto il cibo. Ovunque vai hai quei sapori decisi, locali, autentici, e io mangiare mi piace e mi piace tutto, non solo le noci. Bene, sono felicissima, ma io già questa cosa la sapevo perché noi anche se ci siamo viste per pochissimo tempo a Roma, so benissimo che tu e tua nipote Vittoria organizzate questi tour enogastronomici a Roma e che diciamo fate divertire sempre tutti mangiando le specialità italiane in giro per Roma. Allora, io ho inserito nel mio mixer le mie noci sgusciate. Adesso vado ad inserire un paio di cucchiai di caciocavallo. Dovete considerare le porzioni che io vi ho dato per fare un pesto adatto per 4 persone. Noi siamo 4 persone che mangiano per 6 per 7, quindi comunque la mia porzione è un po' più large e quindi la sto adattando alla mia famiglia. Quindi vado ad inserire anche il mio caciocavallo nel mixer e poi andrò semplicemente ad aggiungere l'olio di oliva e semplicemente alla fine un po' di sale marino. Senti, Rosina, noi in questo periodo logicamente a causa della pandemia non stiamo lavorando moltissimo e ci stiamo reinventando, stiamo studiando i nuovi pacchetti per gli anni prossimi. Tu hai molte richieste dei siciliani che vivono all'estero, che vogliono comunque tornare in Italia o in Sicilia in particolare? Vediamo, come hai detto tu, noi abbiamo la nostra attività a Roma, organizziamo dei tour gastronomici qui in centro città, ma anche organizziamo viaggi in Italia dove il cibo e quelle specialità gastronomiche italiane sono il filo conduttore della vacanza. Insomma, andiamo a conoscere un territorio, facciamo certamente conoscere il patrimonio, la storia, ma soprattutto vogliamo far vivere quel territorio attraverso la cucina e il cibo. Allora, quest'anno ancora la gente non è molto portata a concludere una prenotazione. Abbiamo richieste che ci dicono siamo in attesa del vaccino per capire anche le leggi che abbiamo in ogni paese. Insomma, l'Italia chiede alle persone che vengono dall'estero per capire se si può o non si può entrare in territorio italiano, perché dobbiamo ricordare che al momento le frontiere europee sono chiusi a quelli che vengono dall'America per turismo. Allora, il nostro cliente, che lo sai bene tu, l'80% arrivava dagli Stati Uniti e poi l'altro 20% dall'America Latina, di altri paesi europei e anche dell'Asia, però maggiormente dagli Stati Uniti. Allora, siamo in attesa di sapere cosa
accadrà col vaccino e quali saranno le regole. Allora, la gente vuol venire, è una cosa molto simpatica quello che sta accadendo. Prima si pensava in un viaggio per una settimana, 10 giorni, 15 giorni. Io addirittura ho una clienta che doveva venire l'anno scorso per 3 settimane in Italia e avevamo organizzato tutto un viaggio da Roma verso il sud e lei mi ha scritto e mi ha detto: Rosina, il 20 non ce l'abbiamo fatta, ma il 21 voglio andare. Questa volta non per 3 settimane, ma per 3 mesi, perché voglio vivere Wow. l'Italia. Allora, la gente adesso sta pensando a spostamenti un po' più lunghi, per cui dobbiamo ancora aspettare che cosa accadrà. Tu stai preparando una cosa che Bene. si vede Io buonissima. sì, io sto andando avanti nel mio lavoro perché poi, come succede sempre, vado lunga perché sono una donna, sono chiacchierone e poi quando parlo con persone ricche di umanità come te mi piace sempre dare spazio. Io ho frullato le mie noci con il caciocavallo, aggiunto dell'olio e solo alla fine vi consiglio di aggiungere a questo pesto che come vedete viene molto denso, altro olio e del sale. Questo perché gli ingredienti di questa ricetta sono pochissimi, sono noci, sono formaggio grattugiato, grana o caciocavallo, quello che avete in casa, olio di oliva siciliano e sale, quindi parliamo di 4 ingredienti. Volevo dare un piccolo segreto: a volte le noci che troviamo in commercio hanno la pellicina un po' amara e allora ci sono 2 metodi che potete usare: o mettere un po' a bagno i gherigli di noce per un paio di minuti in acqua bollente prima di preparare il pesto e questo già toglierà un po' di sapore amaro tipico delle noci, oppure andiamo a mettere a mollo anche per un'ora in acqua bollente i gherigli di noci come queste che io ho qui e perciò poi proprio spellare i gherigli vi verrà più semplice se proprio volete eliminare quel sapore amarognolo tipico delle noci, ma a me piace così, quindi non le ho sbollentate né per 2 minuti né per un'ora proprio perché se mangi un pesto di noci devi sapere cosa stai mangiando e quindi il sapore tipico delle noci è quello avarognolo. Intanto volevo, Rosina, volevo salutare con te alcuni amici che si sono messi in collegamento con noi. C'è il signor Matteo Magro, ciao, buongiorno a voi, complimenti meravigliosi, grazie signor Matteo, poi passo a pagare. Luca Leonardi, ho perso la vostra live, che devo fare? Oh mannaggia, e meno male che mandiamo qualche replica tra sabato e domenica così potrà rivedere la nostra puntata. Maria Vittoria, mancavi soltanto tu, la tua nipote che ci sta seguendo, non so se da Roma, perché ho visto che si è appena laureata. Sì, sì, si è laureata in giornalismo. Maria Vittoria, anche da parte nostra io compro il siciliano per questo grande traguardo. Cosa stai cucinando? Allora, signor Leonardi, si è veramente perso la storia, sto facendo semplicemente un pesto di noci proprio tipico siciliano e poi c'è Luigi Malerba, grazie e buongiorno. Io saluto anche tutti coloro che ci seguono dagli ospedali, che lavorano, i medici, gli infermieri, ma anche chi sta male e i loro parenti soprattutto che stanno in ansia per le persone che sono ammalate non solo di Covid ma anche di altre patologie che purtroppo in questo momento vengono messe un po' da parte. Quindi stringiamo i denti, speriamo che con questo vaccino veramente la situazione possa ritornare normale, possiamo ricominciare a vivere, magari vivere 3 mesi all'estero come questa signora che ha chiesto questo viaggio fantastico a Rosina. Allora Rosina, guarda, io ti faccio vedere perché ho spostato il mio pesto in barattolo, questo perché io suggerisco a tutti di conservare il pesto
come può essere quello di noce o come può essere anche quello di pistacchio, per poco tempo e quindi in barattoli piccoli, in modo tale che quando noi apriamo i pesti li possiamo andare ad utilizzare quasi tutti. Con un barattolo di questo ci possiamo cucinare appunto 4-6 porzioni di pasta abbondanti, oppure lo possiamo utilizzare, se lo lasciate così denso, anche come granella su piatti di carne o di pesce infornati, e verranno una delizia. Poi andiamo a chiudere con un coperchietto, andiamo a ricoprire di olio di oliva e lo lasciamo in frigorifero. Però io sono sicura che non durerà moltissimo in frigorifero, perché appena lo assaggerete uscirete pazzi e comincerete anche a mangiarlo sul pane o da qualsiasi altra parte. Rosina, anche come bruschetta si può usare questo pesto, vero? Sarebbe benissimo, soprattutto se facciamo un po' di pane rimasto un po' vecchio di qualche giorno, lo possiamo fare a bruschetta, lo possiamo fare fritto e poi sopra renderlo un po' più croccante anche con questo pesto di noci. Rosina, vuoi dare un saluto particolare a qualcuno qui in Sicilia, approfittando del pubblico? Io un saluto a tutti i siciliani, perché veramente è una terra nella quale io ho avuto momenti bellissimi, esperienze bellissime. Ogni volta che ho portato persone in Sicilia per far conoscere l'isola, siamo stati proprio bene. Il siciliano è una persona che accoglie, non lo dico solo per ripetere una frase, ma il siciliano è una persona aperta che accoglie, e do un abbraccio a tutti. Speriamo bene e che il turismo si riprenda presto, un turismo di qualità che sappia apprezzare persone come te, che sappia apprezzare la vostra storia, la vostra cultura e soprattutto la vostra cucina. Grazie Rosina per aver accettato il mio invito, sei una donna impegnatissima, quindi avermi dato questa mezz'ora del tuo tempo per me è stato un grandissimo regalo. Ti do un bacione, un abbraccio virtuale, non vedo l'ora di poterti rivedere. Un bacione a te e alla tua famiglia e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Cross our fingers. Sì. Grazie, grazie. Per me è stato anche un piacere e spero di incontrarci presto in Sicilia. Grazie. Speriamo. Buon Ciao, proseguimento di programma. Ciao. Grazie. Ciao ciao. E allora, cari amici di Io Compro Siciliano Chef, anche oggi vi ho proposto una ricetta semplicissima con la compagnia meravigliosa di Rosina La Terza. Vi raccomando di provare questo pesto perché è adatto a tutti e tenerlo in frigorifero è sempre utile, perché quando facciamo un piatto di pasta è sempre bene avere qualcosa di sfizioso in casa. Io dalla mia gambusa di Smalen Food Società Agricola di casa mia a Palazzo Lacreide vi do un grossissimo bacio e un abbraccio, e saluto in particolare due bimbette che mi seguono sempre anche nelle repliche, Asia e Suami. Un bacione a tutti voi e arrivederci la settimana prossima. Ciao e buon weekend. Mua!